Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon mercoledì 3 giugno, siamo pronti per una nuova giornata ed ancora si viaggia. Oggi vi portiamo nella felice città di Trapani a conoscere due amici. Uno in realtà proprio poco tempo fa addirittura ha realizzato un video da regalare a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, che è il grande amico cuciniere Peppe Giuffre, che ha realizzato questo video meraviglioso. E poi ancora vi racconteremo una storia eccezionale, perché è la conferma che rincorrere i sogni e poi realizzarli significa veramente dare un grande aiuto, e noi questo lo viviamo quotidianamente con i nostri ospiti, ma soprattutto con una testimonianza così bella come quella che oggi ci farà Floriana Sergio, che è la nostra ospite di stamani. Lei ci racconterà come un giorno decide di rivoluzionare la sua attività realizzando proprio i suoi sogni, e soprattutto, come sempre, cercare di attenzionare il nostro territorio, la nostra Sicilia, e quindi ben venga, siamo felici proprio oggi di ospitarla. Beh, siete pronti? Grazie. 233.836 volte. Grazie, grazie sempre, grazie davvero, grazie ogni giorno, grazie a voi che seguite con grande attenzione tutte quelle che sono le notizie, le novità, i progetti ormai in realtà di Io Compro Siciliano. Vi ricordo il ricchissimo palinsesto, questo delle 12 alle 18 con Francesco Caravello. Al sabato abbiamo anche questo spazio dedicato alla cucina con Alessia Smile and Food, ma oggi eccezionalmente, visto oggi insomma anche la presenza di un grande chef cuciniere che è Peppe Giuffre, abbiamo voluto con noi, padrone di casa, Francesco Caravello. Eccolo qua, buongiorno Francesco, eccoti! Buongiorno, 233.836 volte buongiorno. Hai visto, ci piace. Senti Francesco, noi ti stiamo vedendo in giro, sei in giro per la città, ma noi abbiamo voluto che oggi tu fossi presente perché oggi abbiamo un bellissimo appuntamento. Sì, oggi abbiamo due eccellenze fantastiche, ragazzi, due eccellenze sopra l'eccellenza. Intanto abbiamo lo chef Peppe Giuffre, che lui ama definirsi cuciniere, perché ormai chef sono tutti chef, quindi il cuciniere super esperto di tradizione siciliana, e lui naturalmente è la massima espressione di Io Compro Siciliano, perché naturalmente racconta la Sicilia al mondo, lo fa per mestiere, lo fa per passione, lo fa con amore, e quindi non potevo che esserci io, anch'io oggi ad ospitarlo. E poi abbiamo anche Floriana che realizza delle meraviglie tutte siciliane, perché come sappiamo la Sicilia non è solo buon cibo, buon vino, ma è tanto altro ancora, ci sono tantissime eccellenze, e lei rappresenta una di queste eccellenze che noi andiamo a promuovere e raccontare. Il buon Peppe Giuffre, naturalmente presentarlo è quasi lusinghiero, perché materialmente lui si presenta da solo, la sua fama lo precede, è l'eccellenza in purezza, è la tradizione siciliana. Ha fatto un video qualche settimana fa che era pazzesco, bellissimo, raccontava la Sicilia in purezza, e ora non vedo l'ora di rivederlo. L'ultima volta che l'ho visto a un evento da Io Bio, un locale che si racconta da solo, e quella sera lì è stato protagonista della serata con i suoi racconti pazzeschi, e lo avevo anche al tavolo. Pensa che onore. A te. Ci credo. Signore e signori, siamo felici di avere con noi il grande Peppe Giuffre. Eccolo qui, buongiorno, benvenuto e bentrovato. Benvenuto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno e benvenuto a Io Compro Siciliano. Purtroppo sento male. Forse Francesco ci sente non bene. Adesso vediamo un attimino di ripristinare un po' casomai adesso Francesco proviamo a ripristinare un attimino il collegamento. Innanzitutto hai già visto, Francesco ha intravisto, io vedevo già un pupo vicino alle sue spalle, quindi secondo me già
ti sarà da raccontare. Poi devo dire, Ma sarà c'è anche una sempre da bella... aspettarsi qualcosa, c'è sempre da aspettarsi qualcosa di creativo da questo genere di persone, che sono persone molto particolari. Noi dice uno chef, stop e finito. Adesso è gente creativa che ogni giorno si inventa qualcosa di nuovo per colpire il pubblico ed entrare nel cuore del pubblico, che è la cosa che fa la differenza fra uno chef e uno chef. È vero, è vero. Tra l'altro una cosa molto bella che mi piacerebbe, poi adesso ne parliamo durante questa intervista, lui ha sempre poi delle novità, dei progetti e racconta sempre, come tu poi hai detto poc'anzi, racconta sempre la nostra Sicilia in tutte le sue iniziative. Sono tante, lui da sempre tra l'altro cerca di raccontare proprio il territorio, i piatti. Anche lui grandi esperienze, ha sempre portato, e mi piace utilizzare questa frase, Francesco, che tu dici spesso quando ci sono ospiti, tra l'altro che hanno grande esperienza internazionale, no? Che questa cosa è un po' poi quello che hai fatto tu, portare la Sicilia nel mondo e il mondo nella Sicilia. Esatto. Questa effettivamente, dico, Peppe Giuffrè è proprio la testimonianza di questo. Senti, volevo anche dirti nel frattempo che cerchiamo di ricollegarci con Peppe Giuffrè. Allora, sono tanti gli appuntamenti, sono tanti gli ospiti. Aperitivo Social è il nostro appuntamento delle 18, Francesco, sempre grande successo di pubblico, più che altro perché è importante quello che diciamo, far conoscere, dare una faccia alle aziende. E un po' ieri anche parlando con Floriana Sergio, che sarà ospite nella seconda parte del nostro live, ne parlavamo proprio ieri, cioè quanto poi è importante sia acquistare un prodotto e vedere nel momento dell'acquisto la faccia del prodotto. Lo vedo, ecco qui. Sono tornato. Mi sentite adesso? Ti sentiamo bene? Ho cambiato connessione, insomma, sono passato dalla padella alla pentola. Eccomi, sono tutto vostro. Benvenuto maestro, benvenuto. Katia, non so se Grazie. ci ho sentito prima. Io comunque l'ho presentata come l'eccellenza, come la massima espressione di Io compro siciliano, perché i chef come lei, maestri come lei, che anche se si definisce solamente un cuciniere, ma in realtà lei è un grandissimo chef, che raccontano la Sicilia al mondo, naturalmente rientrano a pieno titolo in quello che è eccellenza siciliana. L'abbiamo presentata così perché sentivo di farlo. Tutto qui. Grazie infinite, però la vera eccellenza siete voi che state facendo delle cose straordinarie. Io mi complimento e sono veramente onorato di avervi sia seguito, ma anche avere fatto una piccola parte con il mio lapino, avere fatto una piccola parte per voi. Per me grandissima parte, chef, grandissima parte, è stato un video bellissimo. State facendo, come dire, state dando un assist a questa terra meravigliosa, a questi prodotti straordinari. Noi abbiamo creato semplicemente il supporto, ma quello che state creando voi è la meraviglia che va a colorare questo quadro. Siete voi che state facendo la differenza. Vabbè, ma le piattaforme di solito servono per chi ha del materiale, quindi voi lo siete, quindi siete bravi. Non fate falsi modesti, perché ci sono i numeri che parlano. Nel mio caso, quando io parlo, dico sempre lo testimonio con quelle 1800, 2000, 3000 massimo persone. Voi invece parlate di numeri pazzeschi, 200 e rotti mila, insomma parliamo di cose che per me, che nasco nel periodo in cui si usava il telefono col filo, o piuttosto per comunicare di un piatto bisognava non riproporlo una volta, centinaia e centinaia di volte. Oggi invece, grazie a voi, io desidererei tramite voi, e vi ringrazio, mandare dei messaggi accurati, dei messaggi come dire, come se fosse un grido d'aiuto, un help me. Io in questi giorni sto mandando un messaggio, lo mando più volte al giorno,
ed è un messaggio che coinvolge tutti quelli che naturalmente ne hanno la possibilità, perché non tutti ne hanno la possibilità, ma chiunque ne abbia la possibilità, che vada a prendere un caffè, andare a mangiare una pizza, una cena al ristorante o un aperitivo una sola volta a settimana. Questo aiuterebbe tantissimo tutte quelle attività che oggi stanno vivendo il periodo più drammatico di sempre, e questo è un incoraggiamento economico molto importante e che farà bene a tutti. Questo è l'invito che sto cercando di condividere. Questa è altrettanto una bella cosa. Però oggi noi non dobbiamo essere più negativi, perché No, ma è positivo questo qua, deve essere un messaggio positivo. Siamo ormai tutti fuori, siamo liberi e speriamo ben presto di vedersi attorno a degli eventi piuttosto che alle manifestazioni, e quindi il mio Help Me è parte un po' più da lontano, prende una rincorsa. Esatto. Una rincorsa di quelle lunghe, perché io desidero fortemente salvare quello che sono le tradizioni siciliane, che purtroppo già è da un ventennio che noi stiamo facendo di tutto per perderli, e quindi ragion per cui il mio messaggio odierno è quello di dire: abbiamo avuto sì questo periodo, ma che sia un periodo, che diventi un periodo di riflessione per poter riflettere sul nostro patrimonio gastronomico che abbiamo e riproporlo nella sua integrità, cercando di fare ben poco, perché io ho tentato in anni in cui sgomitavo e impazzivo per le crepe Suzette piuttosto che il petto di piccione o sarcofaggio, e poi alla fine, quando ho capito che facendo pasta di side, cannolo e cassate mi sono girato il mondo 2 volte, allora ritorniamo un attimo, fermiamoci un attimo, ragazzi, non pensiamo alla sfuga di cannolo, che è buonissima, che la dobbiamo fare assolutamente, ma diciamo che il cannolo è uno, è quello, dico, esatto. Sì. Ma comunque quello che lei ha detto, mi perdoni se la interrompo, chef, ma quello che lei ha detto di girare, passare, appassionarsi alle crepe, in realtà è stato quel percorso che le ha consentito poi di comprendere questo bisogno di tornare alle origini, perché altrimenti non avrebbe sentito l'esigenza, perché è successo anche a me. Quindi era un percorso complicato. Sì, allora volevo un attimino, chef, ci sono dei saluti che arrivano da Trapani e quindi mi piacerebbe porgerli. Da Giuseppe Campo, saluti da Trapani. Franco Safina, buongiornissimo. Maria Lopinto, buongiorno agli amici di Io Compro Siciliano. Davide Morici, che insieme a Francesco Caravello, Giuseppe Giorgianni, essere l'altro ideatore di Io Compro Siciliano, dice: buongiorno all'eccellenza di Peppe Giuffre, grande promotore del messaggio Io Compro Siciliano. Quindi grazie Davide. E ancora Giuseppe Campo dice: oggi la Sicilia splende, cercasi positività sulla popolazione. Assolutamente sì, così come diceva Peppe Giuffre, dobbiamo cercare di vedere in maniera positiva, cominciamo a uscire, cominciamo a aiutare i nostri amici, le nostre aziende a ripartire più forti di prima. Bene, io mi piacerebbe creare uno spunto da quello che poc'anzi si diceva sulle tradizioni. Poi una certezza è che partendo dalle tradizioni e quindi partendo dal racconto della nostra terra, riusciamo realmente a portare avanti quella che è la proiezione di una terra, che è la terra siciliana, ricca con tutte le sue sfaccettature, le sue leggende, le sue storie da narrare, come quella, Peppe Giuffre, legata ai pupi di zucchero. Eccolo qua, eccolo. L'ho tirato fuori per voi, l'ho tirato fuori nella sua integrità, insomma. È il mio compagno di viaggio. Questo si tratta di Rinaldo, non voglio riscrivere la grammatica del gusto, perché naturalmente qua non si parla di gusto, di sapore, si parla di zucchero, e quindi non pretendo che tutti se lo vanno a mangiare, però ognuno di noi, ogni siciliano deve possedere un pupo di questi, lo deve regalare ai bambini, deve ritornare quella tradizione di una volta, quando per i morti si regalava questo pupo. Io
per me lui vive tutto l'anno, sta con me tutto l'anno, non lo mangio, lo tengo, poi sicuramente lo distruggerò e rifarò quelli per quel periodo di novembre. Ma vi assicuro che per me non è un business, ma è bensì dire attenzione, questo è un patrimonio che il mondo ci invidia, quest'arte sia di decoro che sia anche questa sua composizione, questa sua grande storia dei paladini, di tutto quello che ci sta attorno, che oggi onestamente, ahimè, stiamo piano piano, la stiamo perdendo, adottando magari altre feste, che per carità che ben vengano, è giusto che ci siano, ma che non fanno parte della nostra cultura. Quindi noi dobbiamo difenderlo, come difendiamo le nostre cassate, i nostri cannoli, la nostra cucina, la nostra pasta alla norma che impazza in tutto il mondo. E allora questo è il messaggio che io vorrei dare e che spero che Io Compro Siciliano mi appoggi in questo. Assolutamente sì. Io ho visto che da 3 anni che ho incominciato timidamente a metterli non sul mercato, ma bensì a farli vedere tramite il web. E devo dire che grandi brand, non so se qua si possono citare o meno, certo. come Dolce & Gabbana, come la Fondazione Alberto di Monaco, come anche persino dal punto di vista anche religioso, diciamo, che sono delle cose che a volte fanno bene, perché dietro questa storia c'è tanto anche culturalmente parlando, perché oggi i bambini al cimitero non si avvicinano, mentre una volta questo serviva per fargliele andare, perché il nonno che non c'era più metteva il cesto col pupo, con i regalini e cose varie, ed è una bella storia, direi, non è una storia fatta di... non è, diciamo, io la vorrei portare al pari dei cartoni animati, in modo tale che i bambini incominciano a giocare con questi pupi di zucchero e rilanciare. Così come poi accadeva una volta, no, chef? Perché poi prima, così come accadeva una volta, prima era questo potrebbe essere un grande stimolo di ripartenza, ripartire da queste cose sane, genuine, da queste cose semplici. Chef, devo dire, lei poc'anzi diceva che bisogna educare i nostri bimbi, no? Regaliamo, è importante avere un pupo di zucchero a casa. Proprio l'altro giorno abbiamo avuto modo di intervistare Nicola Argento della famiglia Argento, una delle famiglie più antiche della storia dell'opera dei pupi in Sicilia, maestri dal 1893, e diceva proprio quello che lei ha appena detto, cioè regaliamo, oltre ai giocattoli, dico regaliamo proprio come segno un pupo che possa essere proprio segno di un passaggio, segno di un racconto, quello che poi lei adesso stava dicendo. Siamo riusciti, chef, a ritornare in collegamento con Francesco Carabello, eccolo qui. Scusate, vi chiedo scusa, perdonatemi, ma la connessione oggi è un po' ballerina, però ho ascoltato questo messaggio importante. Io riguardo alla pupa di zucchero ho un ricordo molto, molto presente, perché mia madre alla pupa di zucchero ci ha sempre tenuto. Tra l'altro c'era anche una cosa che mi raccontava sempre, che lei non poteva mangiare zucchero da bambina, e però di nascosto la mangiava da dietro, quindi si vedeva sempre sul canestro, che era il cesto, si vedeva sempre sana, ma in realtà mancava strutturalmente da dietro. E queste sono tradizioni, come ha detto lo chef, che non bisogna perdere, bisogna rieducare i nostri piccoli. È una cosa meravigliosa, ragazzi, queste sono tradizioni da non perdere. Io sono con voi, vi mando un abbraccio, un saluto, ringrazio lo chef e così, ma non per la sua presenza qua, lo ringrazio perché quello che è il messaggio che lui dà naturalmente è un amplificatore di quello che è il nostro messaggio, quindi lo ringraziamo per il lavoro che lui fa tutti i giorni, lo ringraziamo veramente di cuore e mi raccomando, Io Compro Siciliano. Ciao Ciccio! Ciao Ciccio! Ci vediamo più tardi alle 18. Se io non compro siciliano non ho dove andare. Esatto. È l'unico tipo di food che io conosco, quindi magari se mi dicono di fare il sushi può anche capitare che lo farò,
può Ma diventare sicuramente siciliano. dentro metterò la salsiccia pasqualora piuttosto che Esatto. il finocchietto selvatico, quindi Bravissimo. insomma sarà un sushi sempre siciliano. Va. Esatto. Arrivederci, Ciao Francesco grazie. Caravello, ciao, ci vediamo alle 18. Allora, Grazie, chef, grazie di no, cuore. chef, un attimo, mi piacerebbe un attimino, visto che adesso abbiamo veramente qualche minuto per poter presentare una realtà molto bella. Siamo sempre a Trapani, quindi siamo sempre in una città meravigliosa. Accade questo. Accade che un giorno una donna, lei è farmacista, decide dopo tanti anni di suo lavoro, comincia a guardare attorno a sé il territorio, comincia a capire che forse è il caso di realizzare il suo sogno. Abbiamo con noi da Trapani Floriana Sergio. Eccola qua, Wow. Floriana, buongiorno. Ciao, buongiorno, Ciao. ciao. E allora, Ciao, prima che Peppe. mi date la linea, io desidero intervenire. Sì, certo. Allora, Certo. certo. c'è la mia amica Floriana, che è Esatto. una mia insegnante, attenzione. Ah, Una mia Io insegnante. sono una tua insegnante. Allora, Sì, tu sei certo, un mio faro, certo. quindi Io ho c'è uno sempre scambio. attinto alle tue, come dire, alle tue lezioni. Una volta che c'è lei, io desidero fare un momento ufficiale. Certo. Un momento ufficiale Wow. che fa parte della mia vita. Siccome lei è quella che fa le cose per farci stare bene, quindi fa tutte Certo. quelle soluzioni importanti, quelle alchimie che ci rendono sia belli, ma anche, attenzione, salutificamente lei ci mette in Sai. ordine. Io, cara Floriana, in questa occasione desidero presentare una mia compagna di viaggio, una mascherina che mi ha regalato Jamail, il negozio quello che c'è a Trapani. Io volevo comprarla, giuro, ma lei mi ha detto, dice, gliela regalo. Quindi voglio presentare questa mascherina. Eccola Come qua. succede, se io compro in Sicilia, credo Ecco. che Esatto. quindi, proprio per te. La volevo fare in uno shooting fotografico lunedì, però anticipo tutto perché tu lo La meriti. presentiamo, ecco. Grazie. Ecco, eccola qua, abbiamo presentato anche la mascherina. Invece, allora, facciamo così. Noi continuiamo questa conversazione con Floriana, chef. Togliamo via la mascherina perché altrimenti dico, questi 10 minuti diventano... noi, chef, Stretti. chiudiamo, Floriana, così noi continuiamo il nostro discorso. Chiudiamo sempre con il Va nostro bene. ospite in questo modo. Chef, io Compro siciliano. compro siciliano. Grazie Peppe Giuffre. Sì. Prima Sì. di lasciarvi, Sì. lo chef, io lo volevo fare da grande, ancora non lo sono. Ancora hai Però tempo, continuerò ancora hai io tempo. compro siciliano. Grande, ciao Ciao. chef, ciao, Ciao. ciao, grande Peppe Ciao. Giuffre, meraviglioso, meraviglioso. Floriana, beh, Bel bellissima chiacchierone. direi bellissima questa presentazione fatta da Peppe Giuffre. Siete nella stessa città, tra l'altro, a Trapani, e Siamo in questa città, sì. volevo raccontare la tua storia. La tua storia ci ha molto conquistato perché tu hai detto, io arrivato a un certo punto, infatti adesso lo condividiamo questa tua storia con gli amici di Io Compro Siciliano, Con ho piacere. rivoluzionato la mia vita perché ho inseguito i miei sogni, ma attenzionando il mio territorio. Raccontiamo. Partendo dal territorio, sì, io ho deciso di ricominciarmi, come si suol dire. Io sono una farmacista e ho avviato da pochissimo la mia startup di produzione di prodotti cosmetici innovativi, naturali e siciliani. Ma siciliani sul serio, perché sono siciliani nel concept, quindi nella loro struttura, e sono siciliani perché vengono fatti assolutamente nel mio laboratorio a Trapani, e soprattutto perché utilizzo materie prime siciliane. Chiaramente laddove è possibile, quindi parliamo di attivi, parliamo di oli vegetali. Noi abbiamo degli oli fantastici, l'olio d'oliva, l'olio di vinaccioli, l'olio di semi di fico d'India,
Mi piace molto usare materie prime provenienti dagli scarti dell'agricoltura siciliana, quindi creare una forma di economia circolare, quindi di non buttare via nulla e di riutilizzare quello che ancora di attivo c'è. Quindi sì, ho inseguito il mio sogno e ho deciso di farlo rimanendo in Sicilia. Ma perché io sono siciliana, perché io sono trapanese, perché nella mia carriera, nel mio percorso ho incontrato man mano persone come Peppe Giuffre, che è stato uno dei miei primissimi fari, lo voglio dire, lo voglio attestare, e tanti altri miei amici, che poi insomma siamo diventati amici, imprenditori siciliani, e ho detto ok, loro hanno portato avanti i loro sogni, lo hanno fatto da siciliani in Sicilia. Voglio contribuire nelle mie possibilità, nel mio piccolo, nel quello che poi sarà, nel aggiungere un'eccellenza alla Sicilia. Quindi questo è un progetto a lungo termine. Spero di riuscirci. Assolutamente. Io mi impegno, Noi ci fermiamo un attimo e vorrei leggere un po' di messaggi. Allora, ciao Loma Davide, bellissime Sì. parole di positività del maestro Giuffre. Ricordo tanti eventi made in Sicily tra musica, arte e cucinerie by Giuffre. Viva Io Compro Siciliano e viva le sue tradizioni. Giuseppe Campo, attenzioniamo tutti i nostri angoli nascosti della Sicilia. Selina Alcala dalla Francia ci dice sì, lo voglio, un Rinaldo parlava del pupo di zucchero. Del pupo di zucchero, sì. I miei nipoti francesi escono pazzi per i pupi. Ancora Vincenzo De Luca, saluti, saluti. Stefania Caccamo, i pupi di zucchero sono identità siciliana, bellissima espressione della memoria popolare siciliana. Viva la Sicilia, io compro siciliano. Sì. Enrico Lucchese, altro che chef, viva il cuciniere, forza Flo. Anche sempre Enrico Lucchese, saluti per te Floriana. Vincenzo De Luca ricorda un momento in cui la mamma comprava proprio per i morti a Pupacciana e si cantava famoso di mandorle, noccioli e caramelle, cioccolatine e simenza. Quindi ciao Vincenzo, grazie per aver condiviso questo tuo ricordo con noi. Il Faraone Palermo, buongiorno Katiuska, ai tuoi ospiti, altrettanto il nostro bellissimo gruppo di Io Compro Siciliano. Ciao Anna Lopez. Marco Lucchese conosce i tuoi prodotti, Flo, e dice sono prodotti fantastici, noi li abbiamo provati. Lidia Prestana, buongiorno, Io Compro Siciliano. Il Faraone Palermo, finalmente una farmacia sana e organica, tutta siciliana, davvero un'eccellenza, targata Floriana Sergio, complimenti. Hai visto? E arrivano complimenti anche da parte del popolo di Io Compro Siciliano. Senti Floriana, tu prima... Questo mi fa piacere perché è un'attestazione di, insomma, che sto procedendo per bene. Quindi assolutamente, assolutamente. Allora, volevamo dirti, tu utilizzi prodotti assolutamente naturali, utilizzi i prodotti del territorio, quello che dicevi tu poi è veramente questa microeconomia, no? Nel senso che nella produzione dei prodotti c'è sempre il coinvolgimento di altri produttori. Assolutamente, sì, che spesso sono amici. Mi sembra che ancora una volta sia importante, Floriana, questo senso d'appartenenza, perché tu hai deciso poi di costruire la tua azienda, di sviluppare la tua azienda proprio in Sicilia, a Trapani, nella territorio tua città. Siciliano, sì. Quanto è importante far rete? La rete è importantissima perché diventa un punto di riferimento, proprio per chi vuole fare impresa diventa una sorta di famiglia, se vuoi, con cui confrontarsi e in cui mettersi a disposizione, perché io penso che sia molto importante donarsi agli altri. E quindi fare rete per me è mettere a disposizione le mie conoscenze per Peppe Giuffre quando ne ha bisogno in quel campo, piuttosto che considerare una materia prima sana. In questo caso mi riferisco al Cruschello di Tumminia del Molini del Ponte di Filippo Drago, per fare un sapone scrub, perché non voglio andare a comprare il nocciolino di albicocca in Francia, io voglio usare quello che ho.
E quindi se voglio fare un sapone scrub io ricorro alle mie conoscenze, faccio mente locale, capisco chi può aiutarmi, chiedo anche a chi è nella mia cerchia suggerimenti, perché chiaramente non conosco tutto il panorama, però alzo il telefono, chiamo, Ma non solo questo, Floriana, potrei io ti andare. interrompo perché tu racconti questa cosa, alzo il telefono e poi cerco un attimino fra i contatti, però devo dirti che poi un po' quello che è alla base, no, dei principi di Io Compro Siciliano, perché voi sapete, Sì. naturalmente noi diciamo sempre identità, qualità, provenienza sono alla base, però quello che noi facciamo è proprio creare questa rete affinché, per esempio, un'azienda anche come la tua possa trovare all'interno di Io Compro Siciliano tutte quelle realtà che magari non conosceva, quelle risorse che magari non conosceva, perché è chiaro, poi magari noi ci limitiamo solo a quello che abbiamo di nostro, invece Io Compro Siciliano diventa rete di impresa, incubatore di forze che creano economia. Questo è alla base proprio dei principi di Io Compro Siciliano. Sì, ed è un valore sul progetto molto molto bello e utilissimo per la nostra terra, che ha tanto da dare. Sì, ne sono fermamente convinta. E tu in Quindi, realtà sei... complimenti, sì. Grazie, complimenti anche a te, perché devo dire è un modo per poter dire ai nostri amici che ci seguono, continuate a credere nei sogni, perché si possono realizzare, e tu, ripeto, oggi mi hai voluto dare testimonianza di questo. È complesso, è una strada tutta in salita, però bisogna provarci. E poi ne vale la pena, secondo me, sai, Floriana, è importante. Io dico sempre quando si fa una scelta bisogna sempre chiedere ne vale la pena, e secondo me ne vale assolutamente la pena. Siamo pronti, siamo uniti per affrontare insieme questa rinascita. Volevo leggere ancora qualche messaggio con te, c'è Marco Lucchese, appunto è lì che fa il tifo, grande Flo. Una squadra di fa. Sì, dice abbiamo comprato diversi pezzi. Abbiamo comprato gel con estratto di fico d'India, insomma sono tanti prodotti che acquista. Il saluto naturalmente va... È l'ultimo nato, è il mio contributo alla lotta per il Covid, partorito in questi 2 mesi di quarantena forzata. È vero, è vero. Allora noi, Floriana, siamo felici di averti conosciuta, diciamo ripartiamo più forti di prima. Ripartiamo credendo nei nostri sogni, perché i sogni si realizzano. Io Compro Siciliano e ogni giorno quella che è la conferma del fatto che i sogni vanno inseguiti, si realizzano, c'è grande progettualità, ci sono grandi progetti che ogni giorno vanno avanti. Io tra l'altro vorrei approfittare anche della tua presenza per ricordare a tutti i nostri amici di continuare a compilare quella che è la scheda, che è il nostro form che trovate proprio nella nostra pagina ufficiale di Io Compro Siciliano, che serve per registrare le vostre aziende. Sono veramente, ormai abbiamo superato oltre 5.000 aziende. Bello, meraviglia. Vi ricordo che in questo modo potete entrare a far parte del database, e poi importante, fondamentale saranno naturalmente seguire i nostri progetti. Tra l'altro questo mese sarà un mese veramente molto importante, perché daremo delle date precise, e quindi continuate a lavorare con noi e continuiamo a credere in Io Compro Siciliano. Bene Floriana, assolutamente. Noi volevamo ringraziarti per questa tua grazie a voi per questa tua testimonianza, per il lavoro di gruppo, di unione, di rete che state facendo. È molto importante. Cerchiamo di spingere questa Sicilia e di portarla davvero nel mondo, perché ci sono tante realtà che meritano. Avanti tutta. Noi ringraziamo anche il grande chef Peppe Giuffre, che ha voluto aprire quest'oggi questo appuntamento con il nostro Francesco Caravello,
grande chef, veramente grande ambasciatore della cucina siciliana nel mondo. Bene Floriana, noi siamo alla fine, tu sai, vero? Cosa accade adesso? Sì, Vieni avanti, certo. vieni avanti, vieni più avanti. Sì. Noi chiudiamo. Oddio, Io compro siciliano. Assolutamente siciliano. Ci piace, viva la Sicilia! Ciao Floriana, grazie per essere stata con Katiuska, noi. grazie. Ci vediamo Grazie a domani, io voi. compro Siciliano Live. Ciao!